Ricordo quando 3 anni fa vennero a Montevideo le sorelle Bonetti a tenere un corso introduttivo sul mosaico. Mi è piaciuto così tanto. Sono sempre stata attratta dalle arti plastiche, al punto che mi sono laureata come insegnante di disegno. Oggi festeggiamo i 100 anni della scuola Mosaicisti del Friuli a Casa degli Italiani ed è lì che sto andando adesso. Quando sono arrivata stavano facendo gli ultimi ritocchi, sistemando lo schermo per proiettare i filmini e appendendo gli ultimi mosaici sui cartelloni. C'era anche Sergio Driussi, l'architetto friulano arrivato da Buenos Aires per tenere una conferenza e presentare una piccola mostra dei suoi lavori. Con tutto in ordine, vi diamo il benvenuto alla mostra Echi dei 100 anni della Scuola Mosaicisti del Friuli secondo il seguente programma. Sabato 25 marzo, inaugurazione della mostra. Saluto delle autorità. Proiezione del filmino Scuola Mosaicisti del Friuli. Saluto di Stefano Lovison, presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli. Presentazione dei partecipanti del corso Introduzione al mosaico nella Scuola Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo, promosso dall'Ente Friuli nel Mondo. Pausa per uno spuntino. Proiezione del documentario Artefici del mosaico. Domenica 26 marzo. Apertura della mostra. Proiezione del video Scuola Mosaicisti del Friuli 1922-2022, 100 anni di storia. Presentazione della Scuola Mosaicisti del Friuli in un video a cura del suo direttore Giampiero Brovedani. Conferenza dell'architetto Sergio Driussi, descrizione dei suoi lavori. Presentazione del progetto Famee Furlane alla città di Montevideo verso i nostri 80 anni. Saluto delle autorità, brindisi e chiusura della mostra. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine alle autorità della Scuola Mosaicisti del Friuli, in particolare al suo presidente Stefano Lovison e al suo direttore Giampiero Brovedani, senza la cui collaborazione questo evento sarebbe stato impossibile. Apprezziamo e ringraziamo anche il supporto dell'Ente Friuli nel Mondo, del suo presidente Loris Basso e del suo direttore Cristian Canciani, che sempre ci incoraggiano per portare avanti le nostre idee e le nostre proposte. Vediamo gli argomenti trattati nelle locandine. Mostriamo il primo lotto dove compaiono il Friuli e la Famee Furlane. La descrizione della zona di Sequals e i suoi terrazzieri lavorando nei palazzi veneziani, i letti dei fiumi che apportano il materiale, i claps, il terrazzo alla veneziana, chiamato così perché si sviluppò a Venezia, nonostante la maggior parte dei lavori furono eseguiti da friulani. Presentiamo così ai nostri terrazzieri, quei che sono venuti in Uruguay. Alcuni scoprono i loro parenti nei pannelli, altri i loro amici o compaesani. Gli altri semplicemente apprezzano le loro opere. E torniamo a Sequals, il suo ruolo storico nel mosaico. E indichiamo uno dei suoi figli prodighi, Gian Domenico Facchina. Un primo tentativo di fondazione di una scuola a Sequals. Finalmente, nel 1922, fu fondata la Scuola Mosaicisti del Friuli.
inizialmente chiamata Irene di Spilimbergo. Il mosaico ha una lunga storia e il suo sviluppo continua ancora oggi. Vediamo la scuola mosaicisti del Friuli e i suoi spazi esterni. I suoi corsi e i suoi studenti. Le sue pareti interne e i suoi pavimenti. Le sue opere sparse in tutto il mondo. E i nostri soci allievi della scuola di Spilimbergo. Il primo, Giovanni Fratta, e facciamo una sintesi della sua storia. Le sue opere, tra cui spicca la cupola dell'ex Cinema Rex. E Antonio Di Marco, sua figlia, ci racconta la sua storia. E ci mostra alcune opere. Tra le quali spicca il lavoro eseguito nei pavimenti della chiesa della Candelaria a Punta del Este per la compagnia di Antonio Meneghin. Arrivando infine ai lavori realizzati dai giovani che parteciparono, grazie al beneficio concesso dall'Ente Friuli nel Mondo, al corso di introduzione al mosaico offerto dalla Scuola Mosaicisti del Friuli. Ha attirato anche l'attenzione il progetto di mosaico con cui la Famee Furlane, nei suoi 80 anni, renderà omaggio alla città di Montevideo. E la presenza del nostro ospite Sergio Driussi, le sue opere e la sua sensibilità e saggezza pratica. Molti registrarono sui telefonini passaggi della mostra che attirarono la loro attenzione. Abbiamo avuto la presenza della console d'Italia, Alessandra Crugnola, che si è mostrata molto interessata al lavoro di Sergio Driussi. Ma non è stata l'unica. Un gruppo di persone è venuto attratto dalla presenza di Sergio come artista plastico e lui ha gentilmente assistito tutti coloro che lo richiedettero. La domenica un nuovo contingente di persone ha apprezzato la mostra. A Taddeo non interessava la mostra, si sentiva attratto dai colori delle tessere. All'inizio non gli è piaciuto essere stato scoperto, ma quando ha visto quel cesto multicolore non ha potuto fare a meno di metterci dentro la manina per toccarle e sentirle. Andrea Amaro, una delle ragazze che fece il corso alla scuola, si incoraggiò a raccontarci in friulano la sensazione che le provocarono le tessere colorate. ¡Qué variedad de color! A mi ben boe de ciudad con lor.
Il sabato, secondo il programma, abbiamo ascoltato le parole del presidente della Famee Furlane, ingegnere Bernardo Zannier, e anche della console d'Italia Alessandra Crugnola. Dopo si è presentato un documentario istituzionale della Scuola Mosaicisti del Friuli. Il filmino completo lo potete trovare nel nostro canale YouTube Friulani in Uruguay, l'originale in italiano sottotitolato in spagnolo, col nome Una tradizione in evoluzione. E poi il saluto del presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli, Stefano Lovison. Voglio salutare e ringraziare gli amici della Famee Furlane di Montevideo, il loro presidente Bernardo Zannier. Anche l'ente Friuli nel mondo, attraverso il presidente Loris Basso, ci ha inviato un affettuoso saluto. Questi 4 saluti potete trovarli completi nel video Discursos y saludos de autoridades, originali e sottotitolati, nel nostro canale YouTube Friulani in Uruguay. I nostri ragazzi che fecero il corso di introduzione al mosaico a Spilimbergo ci raccontarono le loro esperienze. Potete vedere il filmino in spagnolo, Mesa Redonda de los y las jóvenes participantes del curso de introducción al mosaico, al nostro canale di YouTube. Gisella Mion, che fece il corso a Brasile con le sorelle Bonetti, laureate alla Scuola Mosaicisti del Friuli, ha voluto ringraziare in friulano l'ente Friuli nel mondo la possibilità di aver potuto partecipare in questa esperienza. Grazie all'ente Friuli dal mondo, ho potuto conoscere un corso di scuole di mosaici di Spilimbergo e ho sono arrivata insomma a imparare a fare mosaico. Successivamente è stato proiettato il documentario Artífices del mosaico, anche sul nostro canale di YouTube in italiano sottotitolato in spagnolo. E per concludere la giornata del sabato abbiamo fatto insieme un bel brindisi di amicizia. Con la proiezione del video 100 años de la Escuela Mosaicistas del Friuli, incominciarono le attività della domenica. Potete anche vedere in italiano questo video completo nel nostro canale YouTube Friulani in Uruguay. Abbiamo anche ricevuto una presentazione della Scuola Mosaicisti del Friuli da parte del suo direttore Giampiero Brovedani. Saluto che troverete nel nostro canale in italiano e sottotitolato in spagnolo. Era il turno del nostro ospite, l'architetto Sergio Driussi, friulano e mosaicista, che ha esposto le sue opere al nostro pubblico e ci ha spiegato il suo lavoro artistico. 2 filmini ci sono nel nostro canale, dove potrete trovare i passaggi più interessanti della sua conferenza. Grazie. Molti si avvicinarono a rivedere le sue opere. Alcuni chiesero informazioni sull'uso degli strumenti. Sergio prese la martellina e picchiò la tessera nel tagliolo. Gisella, che lo assecondava nelle sue spiegazioni a una signora, ci dice in friulano: Si chiappe il clap o la tessere in queste maniere. Tony anche ebbe il suo pubblico e anche prese la martellina, colpendosi accidentalmente mentre raccontava dei colpi ricevuti nel corso. C'è tanto colpo sulle ai denti.
ma è così che va avanti il mistero. Poi la presentazione del progetto della Famille Furlane che nei suoi 80 anni renderà omaggio alla città di Montevideo. Si consegnarono ricordi a tutti coloro che collaborarono con testimoni familiari. Carlo Fratta ricevette una brocca di ceramica tipica friulana fatta dall'artigiana Lorena Anlauf, figlia e nipote di friulani che abita a Villa Gesell. Ascoltiamo una parte delle sue parole di gratitudine. Siempre tengo un recuerdo emocionado para todos esos emigrantes que vinieron aquí a dar sus manos, su esfuerzo, su sacrificio. Gracias, el recuerdo para ellos todos. Anche Giorgio Zanin ricevette la sua brocca. Mariella Di Marco, figlia di Antonio, allievo della scuola mosaicisti del Friuli, ricevette un Tea for One. Tony Verger, collaboratore della nostra istituzione, ricevette una bella tazzina di ceramica tipica friulana. Anche Gisella Mion, per il suo contributo all'evento, ha ricevuto una bella brocca artigianale. Infine, a chi è venuto da Buenos Aires portando nella sua macchina alcune delle sue principali opere e ci ha fatto un'ottima conferenza, un'altra brocca artigianale e anche una bottiglia di vino, anch'esso artigianale, prodotto dal nostro tesoriere Pablo Martres e etichettato specialmente per Famille Furlane. Grazie Sergio Driussi! È il brindisi finale, mentre si proiettava il video prodotto da Famille Furlane, che è un riassunto del video istituzionale della scuola chiamato Studenti Eccellenti. Questo filmino, dove si possono apprezzare i pavimenti, pareti e spazi interni della scuola, lo troverete anche nel nostro canale di YouTube Friulani in Uruguay col titolo Selección de imágenes de la Escuela Mosaicistis del Friuli. E con queste immagini ci salutiamo fino alla nostra prossima attività. Speriamo che questo video sia stato di vostro gradimento. Mandi!